Seconda parte del nostro giornale, ancora ben trovati. Adesso il calcio, partiamo con la Serie B, il Palermo in campo oggi alle 19:30 alla Barbera contro la Carrarese. Imperativo vincere per i rosanero, che devono recuperare punti rispetto al Monza capolista e alla seconda piazza, che vale la promozione diretta. Marco Gullà. Non devo chiedere niente a questa gente che è straordinaria, però a questa partita per 90 minuti cerchiamo di dare una mano a questi ragazzi, perché hanno bisogno del tifo. Quello che abbiamo fatto in 9 partite probabilmente ce l'hanno fatto fare solo i tifosi. E il messaggio, l'appello di Pippo Inzaghi in vista del match che il Palermo giocherà oggi contro la Carrarese al Barbera alle 19:30. Servono 3 punti ai rosanero per dare una netta sterzata al campionato, un up and down che ha fatto scivolare sempre più giù i rosanero. L'attacco stenta, la difesa non è più quella delle prime giornate, centrocampo senza fosforo e idee, le componenti del blackout del Palermo. Potremmo dire tutto il contrario di tutto. Io non sono qui per difendere nessuno, per cui io penso che dobbiamo lavorare, tornare a fare quello che facciamo prima. Siamo nelle migliori condizioni, ho già detto, societarie, di tifo. La squadra, io l'ho detto dall'inizio, sapevo che era dura. Il Palermo oggi dovrebbe scendere in campo così: Joronen tra i pali, Beresischi, Bani e Ceccaroni in difesa, Pierozzi e Augello sulle corsie esterne con Segre e Ranocchia in mezzo, Palumbo e Ledaron sulla tre quarti alle spalle di Poyampalo, possibile panchina per Brunori. Carrarese che naviga a metà classifica, squadra discreta, in avanti Rubino, Finotto e Abiuso. Al Barbera oggi circa 22.000 spettatori. In Serie C il Catania invece tra poco in campo per difendere il primato contro il Picerno. Fischio d'inizio alle 14:30. Tonino De Mano. Al "non siamo stupidi" di Mimmo Toscano al "sapremo reagire" di Grella. Il Catania post infortunio Cicerelli riparte da Picerno e da prima della classe, seppur in coabitazione con la Salernitana. Contro Lucani servirà la partita perfetta al cospetto di un avversario impelagato nella lotta per non retrocedere, ma che certamente venderà cara la pelle. Per informazioni chiedere al Monopoli. Partita insidiosa per tanti motivi, con il Catania che dovrà evitare gli errori di Cerignola, Casarano e Cosenza. Mimmo Toscano lo ha ripetuto più volte in conferenza stampa e durante gli allenamenti, e al Donato Curcio il Catania dovrà dimostrare di avere imparato la lezione. Il resto lo farà il campo. 20 convocati e lunga, come al solito, la lista degli infortunati. Out per vari motivi Gherardi, Cicerelli, Aloi, Martic, Chilafi, Pieraccini e Raimo. Dalla squalifica rientra Quaini, la cui duttilità potrebbe tornare utile alla causa rossazzurra. Catania che potrebbe partire con l'11 che ha concluso la vittoriosa gara contro il Latina, ovvero con Gimenez al posto di Cicerelli e Lunetta alle spalle di Forte in difesa. Si va verso la conferma di Allegretto. Nonostante le assenze, sono diverse le soluzioni per Toscano, che può contare anche su D'Ausilio, Stoppa, Rolfini e naturalmente Caturano, quest'ultimo ancora alla ricerca del primo gol in maglia rossazzurra. E alle 14 scatta diretta stadio con 3 ore live per seguire la partita, il pre e il post di Picerno Catania. Calcio d'inizio alle 14:30, dirige Valerio Pezzopane di L'Aquila. Il Trapani invece ospita domani al Provinciale il Monopoli, in impegno in trasferta invece per il Siracusa contro l'Atalanta Under 23. Sergio Colosi. 2 serie positive all'esame di Monopoli e Atalanta Under 23. Trapani e Siracusa nella 16ª giornata cercano punti e continuità per proseguire la risalita in classifica verso i rispettivi obiettivi. Operazione sorpasso per i Granata, dopo il Foggia seconda gara consecutiva al Provinciale contro il Monopoli, che in zona playoff ha 2 lunghezze di vantaggio sulla squadra di Aronica. Mentre il presidente Antonini annuncia un ridimensionamento a gennaio e un possibile disimpegno a giugno, il Trapani rimane concentrato e punta al quinto successo negli ultimi 6 turni. Squalificato Celeghin, probabile conferma per la formazione che ha superato il Foggia. In serie utile da 3 settimane, e questa è una novità assoluta, il Siracusa, che al comunale di Caravaggio contro l'Atalanta Under 23 porta l'entusiasmo e l'autostima di chi ha conquistato 7 punti contro Latina, Picerno e Altamura. Di fronte 2 squadre simili, giovani sbarazzine alla continua ricerca di gol ed emozioni. Il Siracusa attacca la zona salvezza dopo aver lasciato l'ultimo posto. L'Atalanta ha ambizioni diverse, ma paga errori e distrazioni, soprattutto nella prima parte. Più conferme che novità nella formazione di Turati, con Valente recuperato.
E chiudiamo con il calcio a 5, vittoria e primato per la Meta Catania che si impone per 5-2 sul campo del Napoli Futsal. La squadra reagisce all'espulsione di Turmena ed ottiene un prezioso successo alla Pala Vesuvio. Abbiamo visto anche queste immagini e naturalmente adesso noi ci fermiamo. Grazie per averci seguito. Questa edizione del TG Sicilia termina qui. Vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione sulla nostra rete alle 20. A tutti voi un buon proseguimento di giornata. Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, vediamo i titoli di questa edizione. Il ponte è un progetto sbagliato e dannoso, anche la segretaria del PD Eli Schlein a Messina sotto la pioggia per dire no al ponte sullo stretto, un corteo partito da piazza Castronovo, migliaia i partecipanti. Inchiesta Cuffaro, il Tribunale del Riesame di Palermo annulla il sequestro di 80.000 euro. Per i giudici il denaro rinvenuto nell'abitazione dell'ex governatore non è frutto di corruzione. La spiaggia simbolo per i palermitani potrebbe cambiare volto. La regione siciliana ha avviato l'iter per la revoca della concessione demaniale della spiaggia di Mondello alla società italo-belga. A Comiso devolute in beneficenza 12 tonnellate di ortaggi, la merce frutto di 10 sequestri eseguiti presso il mercato ortofrutticolo comunale, donata a Caritas, Banco Alimentare e alle suore del Sacro Cuore per aiutare chi è in difficoltà. Un esempio di forza e resilienza. Da Marsala la storia di Beatrice, ragazzina disabile di 17 anni, campionessa di tennis in carrozzina. Grazie ai suoi successi è diventata un'icona del tennis siciliano. E poi il calcio, il Catania vince a Picerna e torna al successo in trasferte. I rossazzurri restano da soli in testa alla classifica in attesa di Benevento Salernitana. A segno ancora forte, toscano, dobbiamo essere più cattivi. Sempre il calcio, domani in campo le altre siciliane di C. Il Trapani ospiterà al provinciale il Monopoli. Impegno in trasferte invece per il Siracusa contro l'Atalanta Under 23. Il ponte è un progetto sbagliato e dannoso. Anche la segretaria del PD, Eli Schlein, a Messina sotto la pioggia per dire no al ponte sullo stretto. Un corteo partito da piazza Castronovo, migliaia i partecipanti. Francesco Triolo. Non si ferma la mobilitazione contro il ponte sullo stretto. Forti del parere negativo della Corte dei Conti sul progetto, i movimenti no ponte sono tornati in piazza a Messina per tenere alta l'attenzione e la mobilitazione. Un corteo caratterizzato dalla pioggia è partito da piazza Castronovo, arrivato sino a piazza Duomo e a piazza Municipio. Circa 3.500 i partecipanti, forse qualcosa in più. Forti le parole dei leader nazionali dell'opposizione, presenti Eli Schlein e Angelo Bonelli. Il Partito Democratico ritiene sbagliato e dannoso sia dal punto di vista economico che da quello ambientale che da quello sociale. Le motivazioni della Corte dei Conti hanno parlato chiaramente di una violazione delle direttive europee. Era un progetto vecchio di oltre 30 anni, lo volevano far passare nuovo. Ecco, noi abbiamo studiato, lavorato e vogliamo che queste risorse siano utilizzate per le vere priorità del Sud. Un'ottantina le sigle che hanno aderito alla manifestazione, movimenti che arrivavano anche dal Trapanese, dalla Puglia, dalla Calabria, unanime il coro delle associazioni che chiedono al governo di fermare le forzature per realizzare un'opera inutile e dannosa non solo per l'ambiente ma anche per le tasche dei cittadini. Gli 80.000 euro sequestrati a Cuffaro non sono frutto di corruzione, lo ha stabilito il Tribunale del Riesame che ha annullato il sequestro. Manlio Viola.
Restituiti a Totò Cuffaro gli 80.000 euro in contanti che erano stati sequestrati dal ROS dei Carabinieri durante le perquisizioni nelle sue case di Palermo e San Michele di Ganzaria. Lo ha stabilito il Tribunale del Riesame, che ha annullato il sequestro probatorio dando ragione agli avvocati di Cuffaro, Marcello Montalbano e Giovanni Di Benedetto. Nella loro istanza i legali hanno dimostrato che il denaro era legalmente detenuto e non frutto di reati contestati nell'inchiesta. Un punto in favore della difesa di Cuffaro, anche se ancora si attende la decisione del GIP sulla richiesta di arresti domiciliari. Nell'interrogatorio preventivo l'ex presidente della regione ha scelto di non rispondere su indicazione dei medesimi avvocati, ma ha contestato anche le relazioni dei carabinieri che hanno assunto illegittimamente, secondo la difesa, sommarie informazioni. Intanto sul fronte politico la giunta regionale di governo, anche senza i 2 assessori DC, ha dato il via libera al completamento delle nomine di IACP, consorzi universitari ed enti parco. Dopo che la Commissione Affari Istituzionali aveva dato a sua volta il via libera al pacchetto di nomine, in settimana la Giunta ne aveva completato la procedura per tutte tranne le 3 indicate nei mesi scorsi proprio dalla Democrazia Cristiana. Ieri ha deciso di ratificare anche queste ultime. Così Calogero Valenza potrà ufficialmente insediarsi alla guida dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Caltanissetta, Antonino Mangiacavallo al Consorzio Universitario Empedocli di Agrigento e Giuseppe Ferrarello potrà insediarsi come presidente del Parco delle Madonie. Restano in carcere Antonio Frasconà Filaro e il figlio Mario, coinvolti nell'omicidio di Giuseppe Di Dio, 16 anni, ucciso il 1° novembre a Capizzi, nel Messinese. A sparare sarebbe stato Giacomo Frasconà Filaro, l'altro figlio di Antonio, che avrebbe voluto colpire un altro giovane per alcuni screzi avuti in passato. Il presunto assassino, durante l'interrogatorio di garanzia nel carcere Bodenza di Enna, ha scagionato il padre e il fratello e su questo aspetto si sarebbe basato il ricorso del legale, ma al termine della Camera di Consiglio i giudici del Tribunale della Libertà di Caltanissetta hanno respinto il ricorso. I 3 così restano in carcere. La regione siciliana conferma di aver avviato la procedura di revoca della concessione demaniale della spiaggia di Mondello alla italo-belga e descrive il modo in cui cambierà volto il lungo arenile dei palermitani. Manlio Viola. Dopo l'avvio della procedura di revoca della concessione della spiaggia di Mondello alla società italo-belga immobiliare, il lungo arenile dei palermitani potrebbe cambiare volto. Il comune di Palermo ha infatti trasmesso alla regione il PUDM, ovvero il piano di utilizzo del demanio marittimo, una procedura che non ha nulla a che vedere con la italo-belga ma che prevede lo spezzatino della spiaggia. Il demanio marittimo di Mondello viene diviso in 14 lotti, 7 di questi andranno a bando per la concessione come spiagge attrezzate, altri 7 lotti saranno destinati a spiaggia libera. Quando dunque la concessione andrà a bando, tutto cambierà, a prescindere dalla polemica sulla italo-belga. Intanto anche la regione conferma di aver avviato le procedure di revoca della concessione, ma non dopo la relazione della commissione antimafia. L'avvio della procedura risale al 18 novembre e il 27 novembre scorso l'assessorato al territorio e ambiente ha aggiunto altri motivi di contestazione dopo aver ricevuto la relazione della commissione regionale antimafia. Si dicono increduli dalla italo-belga, in una lunga nota snocciolano i motivi per cui ritengono assurdo quel che sta avvenendo e parlano di una campagna di delegittimazione ordita sulle spalle di 250 famiglie. Non resteremo in silenzio di fronte a rappresentazioni che riteniamo ingiuste. Nel rispetto delle istituzioni presenteremo le nostre osservazioni e controdeduzioni nelle sedi competenti, riservandoci ogni opportuna iniziativa a tutela della società e confidando di poter ristabilire una lettura corretta dei fatti, dicono. Si preannuncia dunque una lunga battaglia anche nei tribunali. A Comiso devolute in beneficenza 12 tonnellate di ortaggi vari, la merce frutto di 10 sequestri amministrativi eseguiti presso il mercato ortofrutticolo comunale dal personale del nucleo operativo regionale agroalimentare Sicilia e dall'ispettoria ripartimentale delle foreste di Catania. Veronica Barbarino. 12 tonnellate di ortaggi sequestrati e immediatamente trasformati in un aiuto concreto per le famiglie più bisognose. È il risultato dell'operazione scattata all'alba di venerdì al mercato ortofrutticolo di Comiso, dove gli agenti del nucleo operativo regionale agroalimentare Sicilia e dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania hanno passato al setaccio banchi e depositi. Ad emergere una realtà preoccupante. Molti degli ortaggi venivano venduti senza alcuna documentazione
prenotazione di trasporto e fattura. Una mancanza non solo amministrativa, ma un rischio soprattutto per i consumatori e un danno per gli stessi produttori siciliani, già messi in difficoltà dalla concorrenza di merce straniera venduta per locale. L'operazione ha portato a 10 sequestri, 15 verbali e 25.000 euro di sanzioni. L'intero carico sequestrato poi è stato poco dopo destinato a Caritas Ragusa, Banco Alimentare e alle suore del Sacro Cuore di Comiso, un modo per trasformare un illecito in un gesto di solidarietà, senza sprechi e con un aiuto concreto alla comunità. Il contrasto all'abbandono dei rifiuti con più isole ecologiche e compostiere di comunità. Il comportamento della stragrande maggioranza dei cittadini e una buona politica hanno premiato il comune di Marsala, primo comune in Italia per smaltimento e raccolta rifiuti. Laura Spanò. Ammonta a quasi 600.000 euro l'importo che l'assessorato regionale all'energia, diretto da Francesco Colianni, ha assegnato al comune di Marsala per la raccolta differenziata dei rifiuti per il 2024. Se da un lato la regione ha riconosciuto gli stracosti sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti raccolti nel territorio marsalese, oltre 294.000 euro, dall'altro l'amministrazione Grillo ha ricevuto la somma di quasi 300.000 euro per i risultati raggiunti lo scorso anno, 77,98% di raccolta differenziata, una percentuale che colloca la città di Marsala al primo posto tra i comuni con oltre 50.000 abitanti. Questa è una grande soddisfazione per la nostra comunità, innanzitutto per i cittadini che ogni giorno si adoperano per favorire l'economia circolare. Il premio conseguito è il giusto riconoscimento anche per le ricadute che lo stesso potrà avere sui tributi. L'auspicio è che negli anni a venire si possa ancora fare di più, migliorando sia la percentuale del 78%, sia la qualità della stessa selezione, sia anche il decoro della nostra città. Un risultato frutto del sano comportamento della maggioranza dei cittadini che hanno a cuore il decoro della città, ma anche al lavoro svolto in collaborazione con la Formula Ambiente, grazie al quale restano sempre più isolati quanti non rispettano le civili regole per tenere pulito il territorio, puntualmente sanzionati grazie alla videosorveglianza. E dalla virtuosa Marsala alle sacche di inciviltà che deturpano le strade di Catania. È inaugurato un murales con il volto di Agata. L'obiettivo è riportare ordine e pulizia. Tonino De Mano. Il volto è l'immagine di Agata per combattere gli zozzoni, l'arte in soccorso dell'inciviltà. Agata per Catania, ambizioso progetto per una città più bella e soprattutto più pulita, parte da Viale Medaglie d'Oro 4. In questo spazio, dove la bellezza cattura lo sguardo, fino a poco tempo fa c'erano cumuli di spazzatura. Persino la scalinata che vedete era off limits. Abbiamo ideato questo progetto per cercare di sensibilizzare il catanese a non buttare la spazzatura per strada. Fino a qualche mese fa qui sorgeva una piccola discarica e ora cercheremo, con l'aiuto della Santa, si spera di evitare che ciò si riproponga. Quello che può essere occupato dalla spazzatura, come vedete, può essere arte. Protagonisti dell'iniziativa Comune di Catania, Gema, Multiservizi, Clean Up Sicilia ed il collettivo Male Tinte. È un invito questo nostro murales all'amministrazione a prendersi responsabilità e cura dei quartieri più lontani dal centro. Agata è assolutamente un simbolo di autoaffermazione e di autodeterminazione. Ha detto no a quello che non voleva, sostenendo se stessa e quello in cui credeva. Allora Agata che sia per noi ancora una volta oggi, come tutti i veri simboli, non solo una cosa da venerare ma da mettere in pratica, che ci porti a vivere ogni giorno in una maniera degna. Accanto al murales una microdiscarica prontamente rimossa dagli operatori Gema, che ha comunque sollevato indignazione e un po' di imbarazzo tra i presenti. Pochi minuti ed arte e bellezza però riprendono il sopravvento in nome di Agata, di Sant'Agata. Si intitola semplicemente Etna ed è il libro del fotografo Massimo Siracusa con un testo della scrittrice Giovanna Giordana, un modo diverso di raccontare il vulcano. Orazio Longo. Il vulcano come esserci sopra, ascoltandolo, respirandolo, guardandolo, immortalandolo, come ha fatto Massimo Siracusa, fotografo professionista che vanta pubblicazioni nel mondo, dal New York Times Magazine al Le Monde a Marie Claire. Etna è il titolo del libro fotografico edito da Cavallotto, presentato nella sala del Consiglio della Camera di Commercio a Catania. La prima volta che ho vissuto l'Etna in questo modo, è la prima volta che ho scoperto un cambiamento dal mio fisico
che è dato dagli cieli, dall'andare, dal processo di avvicinamento nei confronti del vulcano che mi ha trasformato. È la prima volta perché ho provato delle emozioni che questo vulcano riesce a dare e che sono completamente contrastanti. Cioè da una parte questa sorta di sensazione di percezione del suono di sottofondo, dall'altra parte la bellezza e il fascino del silenzio. Il libro contiene anche il testo originale della scrittrice Giovanna Giordano che interpreta l'Etna come creatura pulsante, sospesa tra mito e respiro geologico. C'era il dio vulcano. C'era addirittura la fata Morgana, secondo leggenda, che è andata a vivere qua. E dopo i suoi pellegrinaggi e forse anche col mago Merlino si è rifugiata alle pendici dell'Etna. Ecco, è successo di tutto sull'Etna. E c'è un'altra figura fantastica dell'Etna, sull'Etna, che è Empedocle. Un libro che mancava per raccontare il nostro vulcano, spiega Luisa Cavallotto, un progetto corale che ha visto la partecipazione anche di numerosi esperti e vulcanologi. E a proposito di vulcani, sullo Stromboli nuovo un trabocco lavico generato dall'area craterica nord del vulcano. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania lo ha registrato attraverso le telecamere di videosorveglianza. Il fenomeno alimenta un flusso di lava che scorre nella parte alta della scala del fuoco. Il trabocco è accompagnato da una continua attività con piccole e frequenti emissioni di frammenti di lava incandescente generata da almeno 2 bocche. Una dinamica questa che rientra nel comportamento tipico dello Stromboli. E adesso cambiamo argomento, siamo stati a Marsala e abbiamo incontrato Beatrice, una ragazza di 17 anni sulla sedia a rotelle che nel tennis in carrozzina sta raggiungendo risultati notevoli. Una vera icona per il movimento del tennis siciliana. Marco Gullà. Lei è Beatrice Draghici, 17 anni e di Marsala e anno dopo anno i suoi progressi nel tennis in carrozzina sono costanti e notevoli. Determinazione che aumenta e quella voglia di giocare a tennis che ormai riempie le sue giornate. Raduni, tornei, trasferte, la racchetta che è parte di lei. Da 1 anno e mezzo ho ripreso a giocare perché prima ho fatto l'intervento e sono stata un po' ferma e adesso ho ricominciato a giocare. E mi sta andando. È partecipato oggi pomeriggio a Catania il funerale di Salvatore Resca, viceparroco della comunità parrocchiale Santi Pietro e Paolo, morto ieri a 90 anni. In prima fila alcuni componenti del coro che il sacerdote aveva seguito in questi anni con la passione che ha contraddistinto tutta la sua vita. Per l'ultimo saluto a concelebrare l'arcivescovo Renna, i sacerdoti Carciola e Battiato, con loro tutta la comunità e tantissimi che lo hanno conosciuto e apprezzato, sempre vicino alle persone in difficoltà e per il suo impegno civile contro l'illegalità. E adesso ci fermiamo per una pausa, tra poco la nostra pagina sportiva, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, il Catania vince a Picerno, torna al successo in trasferta e vola da sola in vetta in attesa di Benevento Salernitana. Assegna ancora forte il servizio di Marco Carli. L'importanza del giusto approccio. Il Catania segna subito a Picerno, subisce pochissimo e porta a casa una partita tipica della categoria. Servono anche quelle, a maggior ragione se valgono il primato solitario in attesa del match fra Benevento e Salernitana. Toscano conferma le ipotesi della vigilia e schiera la stessa formazione che ha giocato con il Latina subito dopo l'infortunio di Cicerelli. Si comincia con 10 minuti di ritardo per problemi all'FVS, ma l'inizio dei rossazzurri è fulmineo. Al secondo sono già in vantaggio. Angolo di Menez, colpo di testa di Lunetta, tiro cross di Di Gennaro e gol di Forte, il sesto in campionato, il secondo consecutivo, condito da una bellissima dedica a Cicerelli con la maglia numero 10 del Catania alzata al cielo dall'attaccante. Un colpo pesante per i lucani che vanno in confusione. Donnarumma per poco non ne approfitta con un cross che si trasforma in opportunità, anche se casuale. Palo pieno con Marcone che osserva. Anche Lunetta ha un'ottima chance, innescato da Di Gennaro. Il jolly rossazzurro corre, entra in area ma viene stoppato dalla parata di Marcone. In campo c'è solo il Catania che vola in transizione, forte per Lunetta che allarga per Jimenez, palla in mezzo per Casasola, la sua conclusione che sarebbe finita fuori viene messa in angolo. Il primo squillo dei padroni di casa arriva solo alla mezz'ora con Cardoni che trova la respinta di Dini.
Catania in controllo per molti minuti, fra fine primo tempo e inizio del secondo, poi ci prova Jimenez su calcio di punizione, Marcone si distende sulla sinistra e riesce a parare. Sono le ripartenze il pezzo forte del Catania, Corbari serve sulla corsa a Casasola che smista per Jimenez, il trequartista arriva al rimorchio e tira subito, Marcone respinge con il piede, è la migliore occasione del secondo tempo. L'unico brivido nel finale, Bocic sorprende Casasola e riesce ad andare alla conclusione che finisce fuori, non di molto. Il Catania rimane comunque ordinato e controlla il poco pungente attacco lucano. Arriva la vittoria che in trasferta mancava da 1 mese e mezzo e sono 3 punti che pesano. E adesso le dichiarazioni del tecnico toscano nel post partita, sentiamolo. Contento per la vittoria e soprattutto per il primo tempo, poi il secondo tempo potevamo fare molto meglio. Queste sono partite che devi chiudere perché è un campo difficile, una squadra fastidiosa, campo stretto, quindi diventa un ping pong, un tamburello, si cominciano a mettere queste palle lunghe e per le tante occasioni che abbiamo creato, le situazioni soprattutto in area di rigore del Picerno, se vuoi essere una squadra forte devi concretizzarle, chiudere la partita e andare a casa. Nelle scelte dobbiamo essere più cattivi, più determinati perché poi non puoi tenere aperte certe partite. Ci godiamo questa vittoria, siamo ritornati a vincere in trasferta, cosa che si diceva che non facevamo più senza prendere gol di nuovo e quindi dobbiamo cercare di vedere, è una settimana corta anche questa, vedere le soluzioni giuste da mettere in campo venerdì perché affrontiamo una squadra forte come il Crotone e vogliamo continuare la nostra marcia fino alla sosta a spingere sull'acceleratore. Il Trapani ospita domani al provinciale il Monopoli, impegno in trasferta invece per il Siracusa contro l'Atalanta Under 23. Sergio Colosi. 2 serie positive all'esame di Monopoli e Atalanta Under 23. Trapani e Siracusa nella 16ª giornata cercano punti e continuità per proseguire la risalita in classifica verso i rispettivi obiettivi. Operazione sorpasso per i Granata. Dopo il Foggia, seconda gara consecutiva al provinciale contro il Monopoli, che in zona playoff ha 2 lunghezze di vantaggio sulla squadra di Aronica. Mentre il presidente Antonini annuncia un ridimensionamento a gennaio e un possibile disimpegno a giugno, il Trapani rimane concentrato e punta al 5° successo negli ultimi 6 turni. Squalificato Celeghin, probabile conferma per la formazione che ha superato il Foggia. In serie utile da 3 settimane, e questa è una novità assoluta, il Siracusa, che al comunale di Caravaggio contro l'Atalanta Under 23 porta l'entusiasmo e l'autostima di chi ha conquistato 7 punti contro Latina, Picerno e Altamura. Di fronte 2 squadre simili, giovani sbarazzine alla continua ricerca di gol ed emozioni. Il Siracusa attacca la zona salvezza dopo aver lasciato l'ultimo posto. L'Atalanta ha ambizioni diverse, ma paga errori e distrazioni, soprattutto nella prima parte. Più conferme che novità nella formazione di Turati, con Valente recuperato. Una breve pausa, tra poco con altri aggiornamenti. Nessun altro aggiornamento per questa edizione, grazie per averci seguito e buona serata.